Nasce non a caso a Verona, siamo davanti ovviamente ad una realtà importante che è quella della logistica. Abbiamo 4 interporti, tra i quali quello di Verona, che è il primo a livello nazionale e il secondo a livello europeo. Abbiamo 500 km di canali navigabili, 10.000 km di strade, 600 km di autostrade. Abbiamo ovviamente il sistema aeroportuale che funziona con 3 aeroporti, anche qui ancora una volta Verona, Venezia e Treviso. Diciamo che ci sono tutti gli elementi per parlare di logistica, di mobilità, ma anche di innovazione nella mobilità. Tanto è vero che stiamo lavorando ad esempio su tutto il fronte dei droni, quindi dei vertiporti per il trasporto di merci, di farmaci e anche di organi. In un clima di così grande incertezza, no? Forse mai come in questo momento per una serie di motivi a livello di geopolitica, è più facile o più difficile investire? Cioè, conviene comunque? Ma sa, è molto più difficile investire in considerazione di tutte queste tensioni geopolitiche che evidentemente non ti danno stabilità. Quando non c'è stabilità e non c'è stata stabilità sul costo o per il costo del denaro negli ultimi anni, non c'è stata una stabilità evidentemente con quella che è stata prima la crisi di Lehman Brothers, poi la crisi pandemica, la crisi energetica e poi oggi 2 guerre alle porte dell'Europa e misure protezionistiche che evidentemente certo fanno tremare quando si vede a quello che è il valore dei dazi che sono stati introdotti. Evidentemente l'instabilità non ti porta a una serenità agli imprenditori al fine di permettere a questi ultimi di poter investire. È chiaro che molti dei nostri imprenditori sono coraggiosi, sono forti, ci hanno anche definiti brave, quindi in buona sostanza noi siamo forti e coraggiosi e andiamo avanti. Senta, ma l'importanza di questa fiera è determinata anche dal successo, no? Ma non tutti sanno che cos'è la logistica e che cosa muove. Ma sì, quello che noi abbiamo fatto con le nostre, col nostro lavoro, con i nostri eventi, con quelle che sono state le assemblee negli anni precedenti e oggi una Expo come questa che tutto sommato ha 500 espositori, una crescita del 25%, così come 120.000, 130.000 persone sono attese nei prossimi giorni con una crescita del 20-30% anche sotto questo punto di vista rispetto all'anno scorso, evidentemente sanciscono un successo determinante. È evidente che poi non basta, motivo per il quale noi abbiamo una channel, abbiamo un magazine con una tiratura da 30.000 copie che possono permettere a tanti di scoprire le opportunità di questo settore.